turno infrasettimanale in Serie D con il Savona che deve scacciare quella che è diventata una sorta di maledizione. L'11 di Grandoni a fronte infatti del miglior rendimento esterno del girone al Bacicolupo zoppica, tanto che è solo una la vittoria degli striscioni nelle ultime 5 gare casalinghe, una vittoria anche per la Fezzanese ma in trasferta, e allora il sortileggio deve annullare anche la formazione di Sabatini, ma il trend sembra essere quello dell'ultimo mese di campionato con un solo punto in 5 trasferte, perché il Savona, trazione anteriore disegnato dal tecnico savonese, libera subito la 4x4 guidata da Angelo Lombardi, il nuovo arrivo che fa il suo esordio al Bacicolupo, vince un rimpallo e si trova tu per tu con Greci. Troppo facile per l'ex Gavorano siglare l'1-0 nonché terzo gol in 2 partite con la nuova maglia bianco-blu. Il vantaggio del Savona incanala la gara sul bine favorevole degli striscioni. La Fezzanese ci mette più di 10 minuti a organizzare una vera e propria reazione, palesata però nella conclusione debole di Andrea Baudi al minuto 17 a far spellare le mani degli sparuti tifosi locali, ancora Lombardi con una serpentina al limite dell'area di rigore che non si tramuta nel gol del 2-0 solo per il grande intervento. Non ingannino però le immagini, perché la Fezzanese è più viva di quanto sembri vedere per credere il destro di Bruzzi su imbeccata di Baudi che dà l'illusione del pareggio. Fezzanotti che diventano illusionisti, perché anche la discesa di Diallo 2 minuti più tardi genera la stessa reazione. Diallo che in chiusura di frazione reclama un calcio di rigore, ma sono timide le proteste della Fezzanese di tutt'altro avviso. La via di gara nel secondo tempo, al terzo minuto del primo si era sbloccata la gara, al terzo della ripresa virtualmente potrebbe chiudersi. Questa volta Lombardi mette a referto un assist, il referto di Virdis. Parla di 10 reti in campionato, doppia cifra raggiunta in 3 delle sue 5 stagioni in bianco-blu. C'è ancora un tempo da giocare però. A suonare la carica per gli spezzini è il solito intramontabile Andrea Baudi, sfortunato il capitano sulla punizione che al quarto d'ora fa la barba al palo, incredulo quando la rete del 2-1 sembra cosa fatta, ma il palo lo coglie per davvero e per giunta da distanza 0 a porta vuota. In questa fase la gara diventa una questione personale tra Baudi e la porta del Savona. Il numero 10 ci prova ancora al 25esimo, ma il suo diagonale è appena largo sul palo lungo a spezzare la monotonia di quella che sembra essere una singolar tensione, ma a confermare l'intento di riaprire la partita da parte della Fezzanese è il numero 4 Matteo Zavato, che a 8 dal termine stacca indisturbato su un corner da destro senza però inquadrare lo specchio. Non succede più nulla, la Fezzanese conferma la sua crisi, ma di risultati, perché il gioco si è visto e come. Il Savona vince la seconda partita di fila, torna a fare 3 punti al Bacicolupo e soprattutto mangia punti alle proprie avversarie, perché dagli altri campi arriva la notizia della clamorosa sconfitta del Lecco e dell'altrettanto altisonante seconda sconfitta consecutiva della Saremese in casa con l'Inveruno. Ora l'avete a -8 domenica, altro turno casalingo con il Chieri.